Allora, sorridiamo un po', mi ha presentato come amico questa sera. No, nell'indecisione, perché scusatemi, adesso facciamo un po' di show, ma adesso siamo il popolo di libertà. Allora, compagni? No. Camerati? Non so se si può. Amici mi sembra la cosa più approvata. Libertini è un nome un po' così. Popolari non mi piace. Quindi in attesa di trovare un buon termine siamo tutti amici di sicuro, qualcuno un po' di più perché è fratello, ma non è colpa nostra. Bravo. Allora, saluto gli iscritti militanti di Alleanza Nazionale. Ci sono qui? Quanti sono? Fatemi sentire un po'. Non so. Saluto i militanti e gli iscritti di Azione Giovani, vi ringrazio per questa bella iniziativa. Grazie a tutti voi, credo che questi ultimi giorni sono i giorni più belli e più intensi di questa lunga campagna elettorale, una campagna che abbiamo definito più volte come una campagna fredda, che sembrava non prendere mai la forza, invece oggi questa campagna ha il coraggio di cresce insieme a loro, li salutiamo, li alza l'Italia, guardali qua, non li chiamate, ma scopriamo di chi sono qui. Allora dicevo, oggi vogliamo celebrare questa sera qui a Sant'Ambrogio, saluto anch'io il sindaco, gli amministratori anche degli altri comuni che ho visto qua attorno, li ho visti di Sant'Anna d'Alfaedo, li ho visti di altre realtà che adesso non ricordo, Negrara ed altre realtà, no, Negrara ancora no, è scappata Negrara. L'anno prossimo governiamo Negrara, ecco. Villafranca fra qualche giorno e quindi il popolo della libertà cresce. Non ho salutato a caso gli amici, gli iscritti di Alleanza Nazionale Militante, perché Alleanza Nazionale partecipa a questo progetto, come diceva Massimo, con grande entusiasmo. Quei manifesti danno la garanzia di ciò che noi oggi rappresentiamo in questo progetto politico. I manifesti dicono più sicuri, c'è alleanza. È un messaggio che vogliamo dare a tutto il Paese sul fatto che Alleanza Nazionale è entrato in questo progetto politico perché riafferma il valore assoluto del bipolarismo. Grazie all'Alleanza Nazionale oggi siamo certi che c'è un confronto tra un partito democratico, un centro-sinistra e un centro-destra rappresentato dal popolo delle libertà. E allora cosa dobbiamo fare nei prossimi mesi? L'entusiasmo per questo voto è quello di liberarsi una volta per tutte della sinistra, di riuscire ad andare a governare con un progetto politico che riesca ad affrontare una serie di questioni, quelle che riguardano la vita di tutti noi e riguardano il futuro delle nuove generazioni. E allora il primo argomento che noi vogliamo affrontare nella prossima legislatura per il governo del centrodestra sarà quello della sicurezza. Noi dobbiamo ribadire oggi come ci sia la necessità di rendere le nostre città vivibili. Vogliamo portare più presenza delle forze dell'ordine sul territorio, riuscire a integrare quello che è il poliziotto di quartiere con le polizie locali. La Regione sta facendo con Massimo un importante salto di qualità sul tema della formazione delle forze di polizia locali per l'integrazione dei servizi di sicurezza, che allora più forze dell'ordine sul territorio per riuscire a stare sicuri nelle nostre case e nelle nostre strade. Allo stesso tempo dire con chiarezza che resta sul territorio nazionale l'immigrato che ha un lavoro ed è regolare, tutti gli altri tornano a casa, non ci sono mediazioni su questo. L'esperienza che abbiamo già svolto il governo scorso e ha portato comunque all'approvazione della legge Fini-Bossi. Sappiamo che questa legge può essere ulteriormente applicata, rafforzata, migliorata, ma sappiamo anche che dobbiamo affermare un altro principio: non serve, non basta dire più forze dell'ordine sul territorio, dobbiamo anche motivarle concretamente con più risorse e riconoscere loro quello che è stato un ruolo che è stato svilito dalla sinistra, i valori di riferimento. Noi crediamo che le forze dell'ordine siano un punto di riferimento dello Stato e di tutti noi, cosa che è stata invece messa in discussione in questi anni quasi sempre dalla sinistra.
che ha pensato a ridicolizzarli, a speffeggiarli, a metterli nelle condizioni di non poter svolgere il loro lavoro. E allora noi vogliamo ribadire anche questo: più risorse per le forze dell'ordine, per i contratti, per gli interventi, per quello che riguarda anche le politiche sulla sicurezza, sulle infrastrutture tecnologiche. Tutto ciò che può servire per rendere la nostra vita più sicura. Ma qui ci sono tanti bambini e tanti giovani questa sera. La festa dei giovani, questo appuntamento di questo fine settimana. Allora con la festa dei giovani noi dobbiamo guardare al futuro, pensare a come vogliamo organizzare la nostra società. Innanzitutto vogliamo dire che noi riconosciamo la famiglia come il nucleo fondamentale sulla base del quale si organizza la nostra società. La famiglia che è riconosciuta in Costituzione tra un uomo ed una donna e che deve prevedere anche un trattamento fiscale autonomo. Noi vogliamo il riconoscimento del quoziente familiare per poter garantire a tutte le famiglie, in particolar modo quelle numerose, di avere più risorse a disposizione, di essere considerate fino in fondo un'opportunità, un valore, di mettere nelle condizioni chi ha più figli a carico, più famiglie a carico, di avere le giuste risorse per poter arrivare a fine mese e progettare la vita. Ma poi vogliamo dare un segnale importante per quello che riguarda i giovani, come dicevamo prima. Il centrodestra ha varato una legge, è stata la legge 30, la cosiddetta legge Biagi, che ha prodotto tanta occupazione in questi anni, è stata una legge positiva. Adesso noi dobbiamo garantire a questi giovani non solo la trasformazione del contratto di lavoro flessibile a tempo indeterminato, dobbiamo anche garantirgli di poter progettare una vita, quindi di essere nelle condizioni di avere una serie di risorse a disposizione per, anche con il lavoro flessibile, poter acquistare la casa, per un progetto straordinario che riguarda proprio la costruzione di nuovi alloggi e il fatto di poter mantenere questi alloggi ad un prezzo comunque sostenibile. C'è una proposta concreta che è quella di poter consentire la costruzione di nuovi alloggi a fronte di terreni che possono essere direttamente resi disponibili. Ma basti pensare anche al tema dei mutui. In questi anni abbiamo visto purtroppo il rincaro da parte delle banche dei mutui che hanno toccato direttamente le tasche dei cittadini che fanno fatica a onorare quello che è molto spesso un'esigenza di vita, avere appunto la casa. E allora noi interverremo per legge per costringere tutte le banche a modificare i tempi di restituzione dei mutui ed abbassare i tassi di interesse. Non è più possibile che le banche lavorino in un sistema senza tener conto di quelle che sono le esigenze delle famiglie, di quelle che sono le esigenze di tutte le imprese, di tutti noi. Noi vogliamo un sistema che riprenda a crescere e per farlo dobbiamo muovere tutti i fattori dello sviluppo, gli istituti di credito, l'abbassamento della pressione fiscale. Noi dobbiamo dire con chiarezza a tutti voi che non toccheremo un euro dalle vostre tasche, non come ha fatto Visco in questi anni, che ha fatto le persecuzioni nei confronti delle imprese, dei lavoratori, la persecuzione nei confronti dei liberi professionisti. Noi non siamo un popolo di evasori, loro sono quelli che comunque vogliono fare la caccia a tutti coloro che producono, che hanno l'orgoglio di vedere crescere la propria realtà, il proprio territorio, il proprio benessere. Noi riteniamo che invece il benessere sia comunque un punto di riferimento importante, un obiettivo da raggiungere, tenendo bene a cuore quello che è lo sviluppo del territorio. Allora, abbattimento della pressione fiscale per le imprese, la riduzione dell'IRAP, riuscire comunque a sbloccare delle risorse per gli investimenti. Ne parlavamo col sindaco proprio quest'oggi in un'altra riunione per dire come il centrodestra darà la possibilità ai comuni di poter spendere, i comuni virtuosi, le risorse di cui sono in possesso o che vengono trasferite da altri enti superiori come la regione o lo Stato centrale. E poi vogliamo un'altra cosa, il federalismo fiscale. Vogliamo che le risorse prodotte a Sant'Ambrogio restino Sant'Ambrogio. Questo è molto importante perché in questo modo riusciremo anche a garantire un rilancio non solo dello sviluppo, non solo un rilancio dell'occupazione, ma anche una buona gestione del territorio, oltre a quello che già questa amministrazione concretamente svolge.